Buongiorno, i titoli. Morte di Margaret, lo studio medico senza autorizzazione sanitaria. Oggi a Roma l'autopsia. Maltempo, Giarre, riposto, contano i danni dall'alluvione e riemergono vecchi e nuovi problemi. Si punta il dito contro la cementificazione. Il sindaco Cantarella: servono aiuti concreti. A Caltanissetta ci sarà un nuovo processo sul depistaggio delle indagini per la strage di Via D'Amelio, rinviati a giudizio 4 poliziotti. Messina, nell'operazione di Guardia di Finanza e INPS, scoperti 300 lavoratori in nero, recuperati 2 milioni di euro evasi. A Palermo gli spari a salve durante una dimostrazione dei vigili urbani in una scuola elementare fanno paura. Simulavano un arresto davanti ai bimbi, scoppia la polemica. A Gela il maestro Uto Ughi ha incantato i giovani delle scuole medie e superiori con la musica del suo violino e la sua passione. Calcio, derby siciliano in anticipo questa sera al Massimino tra Catania e Trapani, entrambe cercano la svolta, in 17.000 allo stadio di Catania gli spettatori. Buongiorno, eccoci dunque in primo piano ancora il caso della giovane Margaret Spada, che è morta dopo un intervento al naso. Si scopre adesso dalle indagini che vanno avanti che lo studio medico era senza autorizzazione sanitaria e intanto oggi è stata disposta l'autopsia. Sentiamo Roberta Lunghi. Lo studio del medico dove è stata operata Margaret Spada non risulta autorizzato per attività procedurali, è quanto comunica il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. La 22enne di Lentini è morta al Sant'Eugenio di Roma dopo aver effettuato l'anestesia locale per un intervento di rinoplastica nell'ambulatorio di un centro medico della capitale in zona Eur. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo, afferma Rocca a margine di una conferenza al Sant'Andrea, e aggiunge: queste cose sono una vergogna. I medici per primi sanno che l'autorizzazione sanitaria serve per poter svolgere una qualsiasi attività sanitaria di carattere privato. Sono requisiti minimi essenziali per la salute della gente. Intanto si svolgerà oggi l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata sul corpo di Margaret. Poi bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici che chiariranno il tipo di sostanze iniettate sul volto di Margaret. Il fatto che non sia stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione relativi all'intervento potrebbe portare a un approfondimento investigativo che rischia di aggravare la posizione dei due medici, Marco Antonio e Marco Procopio, accusati al momento di omicidio colposo. Dalle dichiarazioni del fidanzato di Margaret emergerebbe anche un quadro di approssimazione a partire da un pasto consumato dalla ragazza prima dell'intervento, un panino e una bibita analcolica, perché non aveva ricevuto indicazioni di presentarsi a digiuno nello studio. E poi c'è il brevissimo video che Salvo avrebbe girato negli istanti in cui la fidanzata si è sentita male. Ha intuito che fosse importante testimoniare in immagini quel momento. Mi hanno cacciato da lì, ha dichiarato il giovane, che quella bellissima ragazza con il pallino di un naso che non giudicava perfetto avrebbe dovuto sposare a dicembre. Siamo tornati a Giarre e Riposto, dove si contano i danni dell'alluvione e riemergono vecchi e nuovi problemi. Si punta il dito adesso contro la cementificazione, con alcuni torrenti quasi scomparsi. Tonino De Mana. Le strade trasformate in fiumi, una sorta di ribellione della natura che vuole riprendersi i suoi spazi. Dopo la siccità si attendeva la pioggia, ma tra Giarre e Riposto ne è caduta talmente tanta da maledirla. Altarello è in ginocchio e fatica a rialzarsi dopo l'alluvione che ha seminato terrore e distruzione. Strade sventrate, sembra una zona di guerra. In realtà queste sono le voragini lasciate in eredità da una bomba, sì, ma d'acqua. È deserta la piazzetta di Altarello, dove questo signore si aggira smarrito, quasi incredulo. Questo che io sono qua da 74 anni a Taredo, da quando sono nato, e una cosa del genere non l'hai visto. O quando che io ci giocavo quando era venuto. E batteva, acchianavamo e scendiamo. Era molto più basso? Pure, non a parare, ma almeno 1,5 metri sicuro.
Una comunità che si interroga e punta il dito contro la cementificazione. Io dico che non dipende dai cambiamenti climatici, va bene che siamo tropicalizzati, ma dipende tanto dalla mano dell'uomo, perché dove un tempo c'era il letto di un fiume, di un torrente, la foce eccetera, oggi c'è la costruzione selvaggia. Io insegno qua ad Altarello. Cosa ha raccontato ai ragazzi, agli studenti? I bambini hanno vissuto in prima persona tutta questa situazione, per cui sono stati loro a raccontarci le loro esperienze. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e non mancano le polemiche sullo stato dei torrenti, ricoperti, quasi nascosti e poi scoperti ad esondazioni avvenute. Al confine tra Giarre e Riposto scorre, si fa per dire, il torrente Babbo, in questo punto quasi ingabbiato dal cemento e a meno di 1 metro dalle abitazioni. Lei si affaccia e vede il torrente praticamente, anche se è stato cementificato negli anni. Sì, io lo vedo però là sotto, qua è difficile che passa l'acqua. Però la sente? No, la sento, sì. Ho paura che se eventualmente ci sarà un'altra pioggia ancora forte come questa che c'è stata, tipo alluvione, succederà ancora una catastrofe più, perché l'acqua non già dove passare e inonderà dalla casa, da tutte le abitazioni. E mentre si interviene per ripulire le strade non mancano i paradossi, visto che pietre ed asfalto vengono ributtati ancora nel torrente. E proprio questa mattina abbiamo anche sentito il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, che dice adesso servono aiuti concreti perché i danni sono ingenti. Sentiamo ancora Tonino De Mana. Giarre si lecca le ferite e sono tante. Incominciamo a fare una prima conta dei danni, chiaramente molto difficile perché è stato un territorio che attualmente è in ginocchio. Da qualche anno non viene aggiornato il nostro piano di protezione civile, lo faremo chiaramente al più presto. È stata una promessa che io ho fatto anche a Cocina, che ringrazio come capo della protezione civile di essere stato presente qua. Dobbiamo ragionare non più come i confini secondo me, ma dobbiamo ragionare come un territorio di 3 comuni che sono Giarre, Mascale e Riposto, dove ci sono delle criticità importanti. Si devono fare dei ragionamenti comuni, ne sono convinto. Quello dei torrenti chiaramente è la natura che si riappropria un'altra volta delle proprie cose, e questo poi alla fine è quello che voglio dire. Adesso però servono gli aiuti. C'è stata una vicinanza e ringrazio tutti i colleghi sindaci di avermi chiamato, di esserci stati, però ora ci vogliono gli aiuti. Noi chiederemo sicuramente uno stato di emergenza condivisa peraltro con i 3 comuni, perché poi questa alluvione si è concentrata proprio con epicentro qua su Giarre, Riposto e Mascali. Adesso a Caltanissetta ci sarà un nuovo processo sul depistaggio per le indagini della strage di Via D'Amelio. Ancora una volta imputati saranno 4 agenti della polizia che sono stati rinviati a giudizio. Rita Cinardi. Si apre un nuovo capitolo giudiziario sulla strage di Via D'Amelio e ancora una volta saranno processati appartenenti alla Polizia di Stato. Il GUP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha rinviato a giudizio i poliziotti Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, accusati del reato di depistaggio. Per la procura di Caltanissetta avrebbero mentito deponendo come testi nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, concluso in appello con la prescrizione del reato di calunnia per 3 loro colleghi, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, a loro volta accusati di aver indotto Vincenzo Scarantino a fare false dichiarazioni per fare condannare persone che non avevano nulla a che fare con la strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. La prima udienza del processo è fissata per il 17 dicembre. I poliziotti, secondo il PM Maurizio Bonaccorso, avrebbero mentito su alcuni punti e sarebbero stati reticenti su altri. I 4 imputati facevano parte del gruppo di indagine Falcone e Borsellino, creato all'interno della squadra mobile di Palermo per far luce sulle stragi mafiose del 92. Il PM Maurizio Bonaccorso, durante la sua discussione, ha parlato di assoluta malafede dei 4 poliziotti, ai quali vengono contestati anche i troppi non ricordo pronunciati nel corso delle loro deposizioni. C'è stata un'operazione congiunta di Guardia di Finanza e INPS a Messina. Sono stati scoperti, pensate, 300 lavoratori in nero e 2 milioni di euro invece che sono stati recuperati di evasione. Francesco Triolo.
In totale oltre 300 posizioni di lavoratori irregolari, più di 2 milioni di euro di contribuzione non versata recuperata. A Messina la sinergia tra Guardia di Finanza ed INPS ha portato ad un'operazione di verifica congiunta con controlli negli esercizi pubblici, nei luoghi ad alta vocazione turistica, aziende agricole, case di riposo, autolavaggi, commercio e produzione per conto terzi. In totale sono state 56 le ispezioni effettuate dagli agenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale, dagli ispettori dell'Istituto di Previdenza, da cui sono emersi 115 lavoratori in nero con diversi provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per l'utilizzo di manodopera non in regola. Diversi anche i lavoratori denunciati perché contestualmente e indebitamente percepivano l'indennità mensile di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, e redditi di inclusione. I numeri testimoniano lo sforzo profuso dall'INPS insieme con la Guardia di Finanza per contrastare sempre più frequenti fenomeni di lavoro in nero irregolare presenti sul territorio messinese. Pensiamo che l'anno scorso più dell'80% delle ispezioni effettuate ha avuto esito positivo, quindi abbiamo riscontrato in effetti delle irregolarità. Gli accertamenti in tema di somministrazione d'appalti illeciti hanno consentito inoltre di accertare la presenza di oltre 200 lavoratori in posizione irregolare o illecita, con un recupero contributivo stimato di oltre 2 milioni di euro a favore delle casse della previdenza pubblica. A supportare Finanze INPS anche l'ASP di Messina, che nell'ambito dei controlli, soprattutto sulla Riviera Nord, ha sequestrato oltre 40 kg di alimenti per cattivo stato di conservazione e denunciato penalmente i titolari per frode nell'esercizio del commercio, perché è stata riscontrata la somministrazione di prodotti surgelati spacciati per freschi. Spari a salve durante una esercitazione dei vigili urbani davanti ai bambini di una scuola a Palermo, ed è subito polemica. I colpi di pistola sparati appunto alla presenza dei bambini dell'infanzia della primaria dell'istituto Borsellino sono stati ripresi in un video che ora vi mostriamo. Fermo, polizia! Colpi di pistola, grida e qualche pianto. Sembra una scena reale, ma per fortuna non lo è. È la dimostrazione dei vigili urbani avvenuta qualche giorno fa all'Istituto Comprensivo Statale Rita Borsellino di Palermo, nel corso della quale sono stati esplosi di colpi di pistola a salve davanti ai bambini che frequentano le classi della scuola, dell'infanzia e della primaria. Gli agenti della municipale, impegnati in un progetto sull'educazione e la sicurezza stradale, hanno simulato l'arresto di una persona con l'ausilio di un cane e delle armi in dotazione. Scene forti, non adatte sicuramente a bambini. È certamente gravissimo che delle armi siano entrate all'interno di una scuola. È ancora più grave che siano state introdotte dalla polizia municipale e che la scuola non si sia accorta in tempo che i bambini e le bambine avrebbero assistito ad una simulazione attraverso l'uso delle armi. Però molto importante che attraverso quello che è accaduto ieri abbiamo stabilito un principio condiviso sia dalla scuola sia dal comandante della polizia municipale, e che mai più verranno fatte delle simulazioni utilizzando le armi all'interno delle scuole. Sarebbe stato meglio e più giusto non farla, a prescindere dall'autorizzazione, ha sottolineato il comandante dei vigili urbani Coluccello. È necessario, ha aggiunto, doveroso e indispensabile tutelare tutte le sensibilità, principalmente quelle dei bambini. La direzione investigativa antimafia ha sequestrato beni per oltre 3 milioni di euro al boss di Pachino Salvatore Giuliano, che ha subito una condanna a 24 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione, ed altre 9 persone a lui legate. Il boss faceva parte, anche era legato al clan catanese dei Cappello, condizionando l'economia prevalentemente agricola del territorio appunto di Pachino. Ci occupiamo ora della fuga dei cervelli dalla Sicilia. Giovani studenti scelgono il nord e l'estero. Via dall'isola un diplomato su 4. Marco Gullà. Fuga dalla Sicilia. No, non è il titolo di un film, bensì una preoccupante sintesi del report del Ministero dell'Università e della Ricerca. Un quarto dei diplomati siciliani opta per le università del centro-nord. Così questa mattina un gruppo di studenti universitari palermitani ha inscenato una manifestazione davanti il Teatro Politeama a Palermo. Tra i motivi della manifestazione, i tagli alle università pubbliche e il gap con gli atenei del nord.
Il tessuto economico che non c'è in Sicilia, però si trova comunque nelle altre università italiane, porta giovani, migliaia di studenti ogni anno a partire. Noi da anni chiediamo che vengano fatte delle misure diverse anche dal governo regionale per dare a tutti il diritto a restare in queste terre. Circa uno studente siciliano su 4 ad oggi sceglie ancora di fare l'università fuori, sceglie magari un termine fuorviante, spesso è una scelta obbligata. Finché non ci sarà volontà di investire nell'istruzione nell'università, purtroppo ci continuerà a essere una parte degli studenti che sarà costretta a fare scelte di questo tipo, a abbandonare la propria terra e a vedere violato il proprio diritto a restare. L'esodo giovanile non è un fenomeno recente. Tra il 2000 e il 2024 gli atenei del Mezzogiorno hanno visto diminuire i propri immatricolati del 6%, mentre quelli del centro-nord hanno registrato un aumento del 32%. Tu andresti via dalla Sicilia proprio per andare a studiare magari all'estero o al nord? All'epoca probabilmente l'unica ragione per cui, a differenza dei miei soldi rimasi a Palermo, era per non essere un'ulteriore spesa sulle spalle dei miei, ma effettivamente l'avrei fatto probabilmente altrimenti, perché effettivamente Palermo ha dei forti limiti. Gli iscritti agli atenei siciliani sono diminuiti di circa 27.000 unità in 12 anni, passando da 138.000 nel 2012 a poco più di 111.000 ad oggi. Una breve pausa e poi il violino del maestro Uto Ughi che incanta i giovani studenti di Gela. Il maestro Uto Ughi, uno dei più grandi violinisti al mondo, ha incantato i giovani delle scuole medie e superiori di Gela con la sua musica e la sua passione. Gera Italia. Il racconto della musica classica si fa intenso e diretto attraverso la voce e il violino del maestro Uto Ughi. Il violinista, considerato tra i numeri 1 al mondo, si è esibito in un concerto lezione che ha avuto 2 momenti topici: l'incontro con gli studenti delle scuole medie e superiori al mattino e il concerto per la città in serata. Il doppio evento, promosso dalla Fondazione Uto Ughi e sostenuto da Eni, nasce e si sviluppa nell'ambito del progetto Uto Ughi per i giovani, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla musica classica e a valorizzare i talenti emergenti. I giovani devono conoscere una miniera sterminata di capolavori che potrebbe dare gioia a milioni di giovani e che finora è stata un po' disattesa perché non c'era insegnamento di musica nelle scuole. E così, prima del concerto serale, Ughi, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Siciliana e gli Archi Ensemble, ha tenuto una speciale sessione di prove a porte aperte, durante la quale ha introdotto le 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Vivaldi aveva intenzione di spiegare le fasi delle stagioni con sonetti scritti da lui, non ha pretese letterarie, non è Dante Alighieri, però è un grandissimo musicista che si divertiva a spiegare la musica attraverso le immagini. La giornata si è conclusa con il concerto aperto a tutta la cittadinanza nella suggestiva atmosfera della Chiesa Madre. Il maestro ha letto e commentato i sonetti vivaldiani che precedono ogni concerto di Vivaldi, riportando in vita il legame tra testo e musica e regalando ai presenti l'emozione di una serata unica in cui la musica è diventata linguaggio di bellezza e speranza. Restiamo in tema di musica perché Sicilia Donna è il valore sociale che le nuove cantautrici emergenti siciliane danno ai loro testi. Se ne parla nel Focus di oggi. In studio con Eva Spampinato ci sarà Anna Castiglia che dopo il successo di X Factor e la vittoria dell'importante manifestazione Musicultura è pronta a lanciare il suo nuovo album. Le vostre domande come sempre al 342 74 55 005. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Una breve pausa e poi il derby di stasera tra Catania e Trapani al Massimino. Eccoci al calcio, derby siciliano in anticipo questa sera al Massimino tra Catania e Trapani, una partita che per entrambe può rappresentare un punto di svolta del campionato. Francesco Triolo.
Sarà una serata di festa con 18.000 spettatori al Massimino, i tifosi ospiti per suggellare una bella amicizia, ma sarà soprattutto un bivio importante, quasi fondamentale sia per il Catania che per il Trapani. Il derby siciliano, il terzo di questo campionato, arriva nel momento in cui Rossaazzurri e Granata hanno necessità di premere sull'acceleratore di auto che hanno viaggiato sinora a marce basse rispetto alle aspettative della vigilia e alle potenzialità degli organici. Da questi momenti si esce solo lavorando, pensando, ripeto, come l'ho detto prima, a cosa serve al Catania, alla squadra in questo momento, non cosa serve a me allenatore, a me calciatore, a me cosa serve in questo momento, dare di più, essere più concentrati, fare qualche sacrificio in più, fare 100 metri in più dell'avversario in una corsa. E così si esce da questi momenti. Uscire dal momento negativo, ritrovare quella vittoria che manca da un mese quindi, ma ancora una volta Toscana avrà gli uomini contati, 19 convocati incluso De Rose non ancora in condizione di scendere in campo e di giovani allegri e forti, pronte novità in tutti i reparti a cominciare dalla porta dove è previsto il ritorno di Betters, si va verso l'utilizzo di Jimenez in posizione più arretrata a centrocampo e Stoppa titolare. Calcio d'inizio alle 20:30 e come di consueto appuntamento con diretta stadio dalle 20 per raccontarvi in diretta le emozioni del derby con collegamenti al Massimino, analisi del match, le parole dei protagonisti e i vostri messaggi WhatsApp al numero 342 77 12 855. 22 giocatori a disposizione del Trapani e di Aronica nella formazione che scenderà in campo, previsti i rientri di Crimi e Silvestri. Franco Cammarasana. Sono 22 i giocatori convocati da Totò Aronica per la gara di stasera con il Catania. Rosa quasi al completo quindi, ad eccezione degli infortunati Zuppel e Baglietti, ma per l'occasione tornano a disposizione Crimi e Silvestri che hanno scontato il turno di squalifica e che quasi sicuramente faranno parte della formazione che scenderà inizialmente in campo. Modulo quello adottato nelle ultime settimane, un 4-3-1-2 che vede Seculin tra i pali, Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti in difesa, Carici, Crimi e Carriero a centrocampo, Canoteo, Bifulco a supporto delle due punte che saranno Falle e Lescano. Un Trapani gagliardo, un Trapani che va a Catania, gioca la partita a viso aperto come siamo abituati a fare, Garibaldino che non si tira indietro, il derby ti dà sempre qualcosa in più a livello di adrenalina, a livello di temperamento, a livello caratteriale, quindi c'è bisogno di attingere a queste qualità per cercare di fare una grande partita e se dovessimo fare appunto una grande prestazione sicuramente potremmo ambire a fare un grande risultato. Al seguito della squadra a più di 300 tifosi, presidente Antonini compreso. È tutto per questa edizione, vi lascio dopo la sigla al Focus, oggi curato dalla collega Eva Spampinato. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.